Caloggerino Giambrone, boss di Cammarato, ogni volta che vedeva un negro, diceva che erano 45 euro che camminavano. Così ha raccontato l'interesse per l'affare immigrazione da parte di Cosa Nostra Giuseppe Quaranta, un nuovo collaboratore di giustizia tra le fila dei mafiosi di Agrigento che da giorni sta parlando con i magistrati della DDA di Palermo. L'interesse era rivolto all'accoglienza dei migranti e si era concentrato sulle cooperative con alcuni tentativi di estorsione, 2 per l'esattezza, erano andati a buon fine. Il 29 gennaio scorso, 7 giorni dopo il blitz dei carabinieri di Agrigento, in cui è stato arrestato con altri 57, Giuseppe Quaranta si è pentito. Adesso si trova in una località protetta insieme alla sua famiglia. Ho appreso che mi volevano uccidere perché ho tagliato i ponti, ha detto ai magistrati della DDA di Palermo il procuratore aggiunto Paolo Guido, i PM Claudio Camilleri, Calogero Ferrara, Alessia Sinatra. Cosa Nostra è come un vortice che ti fa bello e poi ti risucchia, ha spiegato e infine ha ammesso. Mi sento un rimorso di coscienza perché credo di aver rovinato la mia famiglia. Prima di diventare uomo di mafia, Giuseppe Quaranta era un conducente di carri per trasporto merci per una ditta di Porto Empedocle. In breve diventò braccio destro di Francesco Fragapane, il capo del grande mandamento Montagna che racchiude i paesi montani dell'Agrigentino. La sua carriera iniziò con la cura della latitanza di Maurizio Di Gati, al quale portò cibo in un casonale di Gran Cifone, vicino Naro. Mi chiese di affidarmelo Pasquale Alaimo, sapevo che Di Gati era ricercato, ha spiegato. Tra il 2010 e il 2014 Giuseppe Quaranta è stato il capo mafia di Favara. Nel 2010 sono stato combinato con cerimonia da Francesco Fragapane, la Santina, che venne bruciata, raffigurava Sant'Antonio da Padova, la pungitura fu con un ago, le nostre dita si unirono. Nel 2014 Fragapane iniziò ad avere dei sospetti sul suo uomo, lui si allontanò. Giuseppe Quaranta, durante i 3 interrogatori davanti ai magistrati, ha ricostruito volti, ha raccontato dinamiche e assetti di Cosa Nostra Agrigentina. In molti pagavano a Raffadali e Quaranta racconta, un altro che pagava il distributore di benzina all'entrata di Raffadali, se non ero di proprietà di Cuffaro, che versava 6.000 euro divisi per le festività natalizie e pasquali. Effettivamente all'entrata del paese agrigentino ci sono 3 distributori di benzina, 2 sono di proprietà della famiglia dello zio dell'ex governatore della Sicilia, Salvatore Cuffaro. Nel verbale 40 prosegue, il bar Le Cuspidi di Raffadali pagava 5.000 euro tra Natale e Pasqua e poi ancora a Raffadali è stata fatta una variante sulla circonvallazione nel 2007-2008 e per tale lavoro furono pagati 70.000 euro a Antonio Vizzì, uomo d'onore della famiglia di Raffadali, e a Salvatore Manno, anziano boss. Altrimenti, mi fu raccontato, i 2 avrebbero ucciso il titolare della ditta. Per quanto riguarda amministratori o pubblici funzionari collusi, questo capitolo è tutto omissato, segno che 40 avrà fatto nomi di amministratori o pubblici funzionari che non erano finiti nell'ordinanza del 22 gennaio scorso. In 2 verbali fa riferimento a Santino Sabella, il sindaco di San Biagio Platani finito agli arresti nell'operazione antimafia e che era vicino a Giuseppe Nugara, reggente della famiglia mafiosa del paese. Santo Sabella ha ricostruito ai magistrati 40, me lo ha presentato Nugara. In quelle elezioni Nugara candidava una donna che era in un'altra lista, ma dopo le elezioni si sono messi d'accordo e Sabella si sarà certamente messo a disposizione. Una precisazione sul politico 40 ci tiene a farla. Santo Sabella era a disposizione di Nugara, ma non penso fosse inserito in Cosa Nostra.